tutti e benvenuti a questa puntata di Storias, dove contiamo la Sardegna su tempo de oggi e cerchiamo di affrontare un po' le questioni che mi dar volta non pare troppo difficili. Oggi invece è un'occasione in mano proprio per cercare di comprendere un po' in più sopra di una materia che solo la numerare fa credere sul dolore conca, la fisica. E lo potremmo fare grazie alla disponibilità di registranza di ore che ha da essere Matteo Tuveri. Grazie a Matteo per aver accettato questo compito. Grazie a tu Giovanni e grazie a tutti i si punti castiendi e ascoltendi oggi. Matteo, tu hai studiato fisica in Castello, sei laureato di 3 anni e in Torino a magistrale e ha spiegato sul dottorato di ricerca in fisica teorica, ma non è solo tu non sei solo uno che studia la fisica, ti piace fisica alla fare a comprendere e poi questo sei impegnato in questa attività di divulgazione scientifica. Matteo, innanzi di entrare in questo argomento di intervista andiamo a questionare meda. Contarnos un po' della vita tua che esese, ube nascido e pesato, e sui studi che hai fatto, insomma, sa passione tua su un po'. Io sono piccioccheddu, mi annai picciocco, perché non sono giovane, mera, mancai, parla che io sia giovane. Se nasco in Castello, perché sono venuto 32 anni e in sa si nascia in Castello, non si nascia per usare i bidas, ma vengo da una bida di Marmilla, si narra da Luna Matrona. E sono mera orgoglioso in un certo senso della Madrona e mera soprattutto di essere uno di Marmilla. Poi io sono innamorato di questa terra mia e di questa regione storica della Sardegna, la Marmilla, che è uno spanto e vidorrai d'ogni volta. Ho studiato sul liceo scientifico di Santo Aingio e in questo tempo ho cominciato a mi appassionare di fisica. A noi la verità, in un certo senso, vi appassionato di fisica e di matematica già a piccioccheddu, vittiu. Infatti che quando sei piccioccheddu non scesi a dare il suo nome alle cose e dunque tocca a diventare un rumano su ponnai ok, questa si seria fisica, questa si seria matematica o musica o so che dunque ho studiato sul liceo scientifico, vi appassionato di musica, vi appassionato di fisica e di matematica, ho vinto sa fisica. Si la sono garrata, non pago. Si sta punta garrata a mera, perché tu vieni decidi un mera, o vi fai sul conservatorio, o vi andare in cui a studiare chitarra classica, perché devo studiare un po' conto mio sa chitarra, e vi mera appassionato di chitarra, o vi fai dedotto per entrare in sul conservatorio. Infatti la mamma mia mi hanno andato in sul conservatorio non due anni. Io non potevo pensai questa cosa che devo parrai 3 o 4 mesi in domo e studiai prima di entrare e fare qualcosa. O forse sì, che non mi donnai in maniera diretta, io sabia che sa razionalità, sa parte più razionale di me, potesse agattare un luogo di esprimi in qualche modo. E dunque a Savini ha scioperato fisica, poi ha fatto fisica teorica, dunque ha pagato pure, ha toviato la matematica pure, in un certo senso, ha fundio tutto su che mi piaceva, e facendo divulgazione scientifica ha pagato su modo poi ci va a entrare questa musica pure, e dunque ha in un certo senso serrato su cerchio delle cose che mi piacciono. Come ti nasce da questa passione per la fisica e la matematica? Dai minore hai già ido, Arnaldo, che ti appassione, forse se deve stare rivista grazie a qualche maestra di scuola che ha stento questa cosa a metà volta noi non pensiamo a quanto è di importo a tenere maestros e maestras che non tiene questa passione, che non trasmette questa passione in mano per le cose, per la scienza, soprattutto per la scienza, abito in Italia, a metà volta in questa scuola non si studia a metà. Ah no, benissimo. Has acciappato i punti fondamentali, posso agattare in suo mondo, può agattare una passione e poi ci cade in uno traballo. Due punti metà cose che anti traballavo impari, poi mi formai come uomini e uomini di scienza. Seconda cosa, a papare pure un macco, ma è successo di aici, quando via mezze scuole elementari, e dunque piccioccheddo di aderuso, devo tornare a domo.
e ci cade torrai a fare sa lezione di matematica che sa maestra Dolores, da regodai finza quando vivo, si varia in classe. Io mi immaginavo una classe immaginaria, portavo questa specie di lavagnetta pittichè da un banco scuola di Osanai, ed io in cui mi dovrà fare tutto sconto su chi vedevo in sa lezioni, e questionare con questa gente in sostanza cosa mia, un macco, chi dovessi stare o della camera mi filmai e niente pensavo che via un macco. Però io penso che questa cosa mi ha aiutato mega, mi ha aiutato a formare questa conca in un certo senso matematico, io mi spassia e forse si appannai questa matematica ha donato un certo senso di regolarità. Dunque, c'è questa figura, maestra Dolores, che mi ha aiutato a sviluppare questa passione per questa fisica. Due pure babbo mio, che non è maestro scuola, è suo operaio, è maestro in muro, maestro già, ma maestro in muro. Mamma mia pure ha di imparare un mese di scuola, ma poi non è stata mai una maestra, è stata operaia in sapuro. Ma babbo mio, specialmente, quando devo aiutare a fare cose in domo, mi narra sempre, tu devi pensare a su chi si fa dentro e devi ragionare e cercare di agattare la conseguenza di questo ragionamento di cosa tua. Un modo di prevedere su chi tu stai a fare, chi va chi sciopera su una cosa, qual è la conseguenza di su chi vai, e questo torna dalla fisica. Volta che sul metodo scientifico vai da lì, tu devi fare ipotesi, fai questo esperimento, cerca di verificare o di falsificare l'ipotesi che ha fatto, e tocca da dire questa previsione che tu hai fatto con un modello scientifico, ora con su chi esibito e misurato. E non è mai diverso da su che babbo mio mi narrava di vai a tutto di. Do un esempio che chi babbo mio si tenta questa possibilità di studiare, forse si diventa un ingegnere edili o qualcosa di AIC. Su cervello cosa mia si è formato intendendo questa cosa, forse si deve essere meno sensibili a assorbire a trasse spugna questa cosa è dopo fatta mia e dunque questa di forma sa conca. Come ti si lega questa passione per le scienze, la matematica, la fisica, la divulgazione scientifica, come ti si chiama in italiano, essere in basarda? Tu sei stato pensato in sardo, in modo hai inteso sempre che babbo tuo e mamma tua in sardo, o l'hai imparato nei giocando con suo scompazzostoso? Come ti hai fatto a legare questa cosa con la lingua e la cultura nostra? Dunque, da sono sardo. Se io cresco con questa lingua sarda in domo, questo è fondamentale, e sono stato scoffato, questo è usannai, perché se io devo abitare, me vidas ancora si può da sardo, me domus, in piazza, tu quasi cresci, andai a giocare a boccia e chi stai in sardo, con amici gustoso, non di nare nuda, quando sono più piedi non te ne obbligunge di vuoi dare in sardo, magari sbagliato, ma non ti fai nuda. Sa scienza si impara da che devi sbagliare, poi cercare di migliorare e poi crescere. Dunque, quando sono più piedi, esplorare sul mondo e sa lingua pure, mancai non in questa maniera giusta, corretta, ma duvareoso. Se io cresco di aici, a volte è successo che comunque maestra hai fatto fare cose in sardo, ma non devo mai scritto, non lo conoscevo. Dopo devo studiare in moi, devo andare a studiare province a dove dai de bruso, a dove dai e a dove scrivi. Quando mi dicevo io della Sardegna, perché non potevo studiare queste cose che potevo studiare in sa, poi ho cambiato, sono tornato in noi in Sardegna, ho positivo a fare su che mi piaceva. E tu quando ti andas, ti indaccatas de studiare l'assau, diventa tua prenda. Io sono stato fortunato perché ho vivido in Paris a Sardus in Torino è preo de Sardus, in noi di gira a gatta sono sardo, e di aici già in ogni luogo, ma in Torino parliamo su calamitas, sa costante a noso e tu ci cagliamo su noso pure. E dunque in cui si è rafforzato su sardo. Posso dire che l'assenza del sardo, poi che non poteva dare a tutto il giorno, ha rafforzato l'idea di dare in sardo. Dunque, se sono tornato in noi, ho deciso
appunto deciso di fare questa manovra, de cicai de vuoi dare de scienze in sardo, due gente che duvai, in prosu de du scrivi. Poi questo ragionamento è semplice, semplice, semplice. A parte che mi piace, su sardo è una lingua, ma sicuramente votato su inglese scientifico, poeta non potevo tenere su sardo scientifico puro. Due gente che mi provai a fare queste cose, sa fisica, e su questionari, su fuedai e conosco meglio su fisica delle altre scienze, mancai sia intro sul mondo della comunicazione scientifica e dunque sono in contatto con mera forma di scienze. Ma per me, questa cosa più importante ed importante è cercare di fuedai e di scrivere di fisica in sardo, questo che secondo me devo fare. Potevo sbagliare pure, potevo tocca da sincerità, tocca da duvai, è questo il momento giusto di duvai, che se non dovevo noi che sono giovane, certo, due volte vai giovane fra 10-20 anni, ma io penso che questa è una possibilità che tenere di tornare a scoprire su chi è connoto. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti alla seconda puntata di 15 Minuti Con, il nuovo format di divulgazione scientifica della sezione di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Io sono Matteo Tuveri, mi occupo di comunicazione e divulgazione e didattica della fisica per INFN Cagliari e durante questi 15 minuti avrò il compito di traghettare le nostre anime scientifiche alla scoperta del mondo della fisica in Sardegna, dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste, ma soprattutto dei protagonisti e delle protagoniste della nostra sezione di Cagliari degli NFN. Entramos como in sconto proprio de Sugivagese. Deo, come giornalista, ma come mia in Medasa, tiene a dimandare entrando in questo scontro, mette questa fisica teorica e voi te simuti fisica teorica, non fisica. Questa è una bella domanda. E di nuovo questa separazione fra fisica teorica e fisica sperimentale nasce sul 1900. A primo, non due vie. Primo, su filosofo, la fisica nasce, la fisica come da conoscere usò nasce con Galileo Galilei, dunque sul 1600. Primo, i fisici, in un certo senso, viantes filosofos. E questa cosa è barrata. Può vincere in Galileo, Newton, e tutti che sono arrivati a posti del 1600. Poi che succede? A me piace usare questa metafora, che la conca banda da più all'estero che a San Mau. Poi che fai conto, è più semplice che costruire un esperimento, è più economico, non hai bisogno del logo, non hai bisogno di volume, pinnas, matitas, creatività. Poi fare un esperimento, tocca a te creatività, tocca a te pinnas, conto, tocca a te dinai, tocca a te a scioperare un logo, tocca a fare a scorrere fuori questa terra, a fare ogni cosa. E serve tecnologia, mera tecnologia. In noi fisico teorico possa grande parte di esso imperano su computer. Poi a certi sconti è troppo difficile da fare a mano come si fa da un tempo. Deo mi piaceva fare sconti a mano e si fa di aici. Ma arrivava a un certo punto, poi fatto questo passo, devi utilizzare a marolla su computer, può fare simulazioni, può approssimare certi sconti che non c'era necessità, poi due voi 3 anni può fare un conto che su computer di serviti o agita. Dunque, è uno strumento che a me è imparato meglio in fisica. Ma che succede? Quando è arrivata questa meccanica quantistica, dunque questa teoria che cerca di spiegare sul mondo microscopico delle particelle, e poi quando è arrivato Einstein pure con questa teoria delle relatività generali, antifatto su teorie può gastiare con un sogo della conca, su che non si vede con i sogos, su che tu non puoi toccare. E dunque, in cui nasce questa separazione? Che devianta fisico che divergia a poi sa conca meschistioni e più spago a fare esperimenti, ma hanno inventato un'altra forma di esperimento che si chiama l'esperimento mentale. Poi fare esperimento in sa conca in soro, questa che sa fisica che è esperimento non è nulla. Sa fisica teorica fa due cose, circa da regolarità in sa natura, poi lo rai a suo conto a pizzo di questa questione. Due punti di esperimento, sa guia e esperimento, di cui non di essere.
tocca a osservare sa natura, fai misura, ma se sperimento vai misura. E dunque, se su fisico teorico, tu vai, vedi questo esperimento e cicca o a lei, che mangia da impari, tutto su questi diversi segnali, diverse misurazioni che piegadas a IC, una infatti a l'altra hanno balenti nuda, che tu da sposi in uno quadro più generale agattas un senso. E depende un senso cadere di pure uno zinara un potere predittivo. Che tu iscrivi a lei, chi balli di questa cosa che si castiamo, devi essere in grado di dire, ok, chi gasti un'altra cosa pure, balli di gusto. Infatti tu che fai questo esperimento, sbagli a castiare in cui, può dire che devo dare ragione o no, o cose di questo tipo. E poi, posinai, i fenomeni della luce, delle cose che arruinti dei mesi, tu si conoscevi. Newton, Faraday, Lorentz, Maxwell, grandi concas, grandi scienziati del 1600 fino al 1800 o all'inizio del 1900 santinau come queste cose funzionano e su fatti esperimenti e scedeus che teniano ragione o quando non teniano ragione vanno arrivati a leggi nuove, teorie nuove per cercare di spiegare i fenomeni che hanno già agattato, ma pure con qualcosa di nuovo. Che questo con qualcosa di nuovo è in su chi non poi si tocca con il mouse, sa mente, sa conca, può andare, può seguire a cercare di agattare irregolarità, pure in su chi non bisi. Su fatto è che può andare in su mondo microscopico a miliardesimo di metro, tu immagina di tocca a ti inventare può cercare di cose dai cipiti a dedas o che devi andare a B, si stelle che funti a miliardi e miliardi di anni su luci a oi e sa matessi cosa, sa proprio cosa. Tocca da fare i telescopi umani, tocca da mandare i satelliti a fuori della Terra in orbita e a seguire contenti di AIC. Ma poi fare queste cose, questa tecnologia deve essere manna mela. Newton intuì che esiste una forza che coinvolge la massa dei corpi e che dipende dalla distanza fra i due corpi. Più i corpi sono vicini e più l'intensità della forza è alta. Questo significa che due oggetti molto grandi, come ad esempio il pianeta Terra e il Sole, si attraggono con una forza molto intensa perché hanno una massa molto grande. E se noi potessimo avvicinarli sempre di più, l'intensità della forza crescerebbe sempre di più. Tu fai finza cosa che abbiamo nato quando abbiamo cominciato attività di divulgazione scientifica, cerca di fare appassionare la gente e cerca di dare una maniera a gente di comprendere cose che pare difficili. Non può fare bene qualche cosa che fa che si può magari si interessa a gente, si non può fare bene qualche. Fate come ti vanti fisico, prima davano B e poi dopo un di questionato. A proposito, no, è una cosa semplice. Tengo una specie di palloncino, e folloso di gatta, è un vennarello, proprio di fisico teorico, questa gatta con questo vennarello. Dunque, ora posso subire un esempio pratico di ciò che non si vede, di ciò che succede in questo universo e di ciò che ha compreso Einstein sulla problematica di questa gravità. Fate un esempio, noi abbiamo due sfollosi e due faccio a linea, poi su pennarello è la luce che mi si muove. Due faccio di AIC. Una linea da retta, non è da retta mela, ma è già da retta, è tutto. Allora, noi scegliamo di Euclide, e dunque di 2000 anni fa, che due linee che vanno da retta non si agattano mai i punti paralleli, non si toccano, è impossibile. Che noi con questa conca ci causa di allungare su dritto di questa linea e di questo muro e lo sapere che non si mai a toccare. Poi se si fa a toccare tocca da spostare di AIC in un altro senso. Ma i punti paralleli non si toccano mai. E senta succede? Questo non è vero in un mondo che non è diretto, in un mondo che è curvo. Questo palloncino muove un frauso
tocca da un frai mezza, se no che non si bide. Ora questo è zerrato. Che forse è la parte più difficile a usare. Per me già è questa che se ho drollo. Da sono fisico teorico e dunque se questa cosa pratica non è vero su fisica, già c'era nesce. Allora, chi deve questo volo di vonge di Aici? Si narra in un punto che è tangente, e succede che questa linea è abbandonata diretta. Chi fa questa stessa cosa in noi con questo altro volo, questo si seguente a nostra tovia in mai. Ma che succede che su volo aderiti in un certo senso me sparetesi della superficie curva? Che questa linea, quasi che deve essere diretta, mica deve dopo cambiare. Osatto se devi, se dopo mostrare un'ante esocus, non è una brulla. Succede che due linee che parrianta, che fianta parallele, chi su spazio è diretto, è pratto, si attovianta in uno spazio che è curvo. E questo è posizione che non succede che la luce si muove in linea retta, nell'altro esempio. E questo è vero che su spazio è diretto, è pratto, ma che su spazio è curvo, è curvato con qualcosa, la luce mica scende che mega si muove in linea diretta o è curvendi. La luce fa una cosa, questa che la luce si muove, cercando di attoviare due punti spendendo sopra spago energia che vuoi, in suo tempo sopra spago che vuoi. E dunque, in uno spazio pratto, questo tragitto che va, questa traiettoria, è una linea diretta, ma in uno spazio curvo, questo non è più vero. Poiché che l'idea cico di fare attoviare queste due linee in uno ponendita di aici, questo non si attovianta mai. Ci anta poi un tempo su infinito, posa gattare. Invece, questa curvanta e si attovianta. È lo stesso discorso del parallelo del meridiano su mezza terra. Vunti due tragitti apparentemente, io usannai diretto ma chi vunti drotto in questo senso. Dunque, se l'idea è o ad esempio una bandierina in uno zaino e 5 mi muovi da sequatore vinti da sul polo nord, questa bandierina è sempre diretta, è come in questa linea, è diretta. Ma Deo, che Deo è un amico mio, si muoveva da sequatori in due spazi diametralmente opposte dessa terra e si attoviava sul polo nord, questa bandierina ha da fare questo dritto che va di Aici d'ognota, banda sempre diretta, ma si attrottiada in suo senso che ingiriada in sa terra che è curva. E dunque Einstein già comprende questa cosa, questa che sa luce puro, quando si muove in uno spazio che è curvato dei chini, dessa materia a tutto, non segui di bruso uno tragitto che è lineare, ma segui un tragitto che è curvo. E dunque questo è un modo un po' B su che succede in suo universo quando sa luce si muove da una stella a noso e passa da accanto a su zovi e non passa da diretta, ma usano due ingiriada. E dunque se non si pare che sa luce bendi da un luogo, invece se ribendi da pava da sta stella, in questa linea di vista, proprio questa che ingiriava questa stella a tutto. E questa cosa, prima che vessi da ribau Einstein, non si scirienta. Provando a fare questi calcoli difficili, ci poniente mesi e mesi e mesi, pensando che questo problema via questa teoria. No, questo problema via che non gli comprendi come funziona questa natura. Un altro esempio che si può fare per l'igete, mi tocca da applicare un altro di questo palloncino, perché questo mondo è un frao e serrao, di sospendiamo in noi. E questo è un altro fenomeno che non potevo subire, ma potevo comprendere, in suo universo. Allora, noi usciamo dagli anni 30 del suo Novecento, che il suo universo è a un frai, sempre di bruso. È difficile da immaginare, perché noi siamo abituati a sapere cose che aici, a fuori di questo palloncino. Ma tu immaginate che se sei intro, non hai contatto con nulla, come ti vai a agattare in un modo un po' cercare di comprendi che qualcosa è cambiando, che è una sorta di energia che magari da un frai cosa, ma anche tu non ti dimostri a accattare in suo mondo cosa tua. E un esempio per dubbi è questo. Andavo questo palloncino, noi ti fadevo punticelli sopra. Tanto la simmetria sferica si narra non è importante, deve essere più scenico pure. Allora, do un frumoi. E tamega da succede? Che è spunto su gavianta di Aici,
scusate per il suono, che viene accanto su un assatro. Non funti per usare accanto su un assatro. E chi nota un'altra cosa, quando il muso palloncino è un frao abbastanza, questo punto sono intessi galassie, appunto intessi is stellas in suo universo. E vedete che quando è un frao e cimera, chi deve seguire un frai e pone questa stessa pressione che ha posto a singhizzo quando dà un frao, vedete che questo spunto non si muove per un mera. Prima che si scopri, mi frimo, pare che già non si muove. E questo è l'effetto di questa energia oscura che noi usciamo che due in suo universo, ma non usciamo in te, che a me a fare espandere a un fra il suo universo. E succede di questo, che i galassie si stellano prosateso del noso da sapere che si vanno atteso su una dessatra a bella bello, che senza una forza apparente che magari vai andare atteso su una dessatra. E dunque io osservavo questa cosa ma non sceglievo di te. Questo è uno dei grandi misteri del suo mondo, e questo è un modo per dire chi devo non fai, mi tocca a serrare, ma chi devo fare linee a me noi io così che c'era nescio uno due manovetti poi impari questo spunto poi fai l'esempio. Si vede che questo si allunga e dunque se luce puro ci vuole di più tempo, fai di più spazio, poi taggare su spazio in cui anche essa è muovendosi mega da cambiare in ogni momento, in ogni secondo. Dunque se questo è un altro modo per B so che è difficile di B, poi taggare questa cosa che succede in questo universo distanze mera mannas. Matteo, questa è una cosa bella, presentata bene, può comprendere problemi armanos, ma dove delle altre passioni armanos come la musica, ha presentato Vinza su un spettacolo, Cosmic College, ha fondato Vinza in Luna Matrona, un assozio divulga di Luna Matrona. Queste due passioni, come andano avanti, come cercano di seguire questa passione, vedo che se intro è sul mondo della fisica, dell'attività di ricerca, ti dà tempo meda. Cioè tempo meda quando si fai devo questo problema che mi piace di fare mille cose meda cose e ogni cosa lo fai bene su motivo puro poi sono passato dalla fisica teorica alla divulgazione scientifica e alla didattica della fisica dunque a questionare e cercare di adattare metodi per portare la fisica in mezzo alla gente può dare a portare in noi nasce in sabrazza in scuola. Questo è una cosa sociale, questa visione sociale della scienza, questa della divulgazione scientifica, questa della didattica della fisica. E dunque, siccome ti dentro questa cosa di traballare in mezzo alla gente, non è mera diversa dalle varie associazioni culturali e di un impegno politico, sociale, di divulgazione in mezzo alla gente. Ho fatto vati e faccio vati non preso in suo direttivo delle associazioni divulga di Luna Matrona. Questa è un'associazione che fa di promozione della cultura sarda, della cultura in generale in suo territorio di San Marmille e di Luna Matrona. È stato un modo per cercare di dare a scidare sa bida, che questo è un problema di tutti i bidas del noto, ma già in mezzo a bidas sente questo problema ogni volta che avrò un video non c'è nudo, sai provare a fare qualcosa, la scienza fa il costo, non è che nasa, basta, devi si fare. E dunque è stato, è ancora un tentativo di cercare di portare cose nuove in questa vita, di tornare poi questioni, a questa cultura sarda, a questa cultura in generale, 360 gradi. Sono un musicista, ho sempre organizzato festival, degando via Pittico, Mugaso Umano e Duvatsu su questa divulgazione scientifica. Ma questa passione è apparata in cui non è mai cambiata, dunque mi è sempre piaciuto fare queste cose. Con altre associazioni di divulgazione scientifica, che si chiama IDEAS, su gioco, dopo in inglese pure, non cambia da IDEAS, che
che dinanta incontri di divulgazione astrofisica in Sardegna, in cui andavo su mesi scolas, vado su progetti, che stiano fuori de fisica, andavo mei sprazzasa, e vado su sa matessi cosa. Dunque è un modo po torrai a sa società si impegno che issus a tutti antiposto poi si fa studiare. E a intro dessa sozio ideas, io pensavo questo spettacolo di divulgazione scientifica che si chiama da Cosmic Collage, o Cosmic Collage, stessa cosa, pigliando ispirazione e partendo da una delle comiche di Calvino. E ho costruito questo spettacolo e noi contiamo la storia del suo universo, vado pure sperimentando su scenico in su palco, devo in cui sono la chitarra molto stramba, da zero su mostro che sorresta della chitarra di Paolo Angeli che mi ha donato il permesso, se da pubblicare mi ha donato il permesso di modificare la chitarra in questa direzione. E da uso come strumento per la divulgazione scientifica. Faccio musica in su palco, due attori, uno è uno fisico, l'altra è un'attrice di vari mestieri, e contavo sulla storia del suo universo in questa maniera artistica, perché è una delle cose che mi piace di blues e poi impari sa musica, sarti e sa scienza. Dove faccio a intro delle sue università, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è il suo istituto in cui traballo, e dove faccio pure con i soci quando ho questa possibilità di fare laboratori su questa gente. Matteo, te do grazie de coro por haber accettato questo compito, por haber questionato delle cose che difficili a comprendere e me das cose che noi schimos o che forse in scuola nessuno nos ha dato la passione che hanno a te. Ti do grazie de coro e speriamo di diare d'orra a spiegare di questionare di altre cose di fisica e di non fare bene a comprendere queste cose che sono di importo. Grazie a tutti di averlo, mi sono tenuto un domo, è questa cosa bellissima. A Padorrai di sicuro, perché mi piace di averlo e grazie pure per questa opportunità, perché non è facile che stiano di scienza in sardo e devo tornare a fare pure con un altro progetto su Videngio che vuole imparare fisica e sardo. Di averlo, grazie a tutti, grazie all'Acanas, grazie a tutti i tecnici che hanno traballato e che fanno traballando di noi per questo attivio, spero che si tornerà a luego.